Bene, E lucevano le stelle, è una romanza per tenore, quindi sapete già chi avrò qui sul palco, il maestro Moreno Patteri, dalla Tosca di Giacomo Puccini. Nell'atto terzo, aspettando la sua esecuzione a Castel Sant'Angelo, il pittore Mario Cavaradossi rievoca i bei momenti passati con Tosca. La romanza è in si minore e aperta da un nostalgico assolo di clarinetto, la cui melodia è ripresa dal tenore in modo pressoché letterale, a partire dal verso "O dolci baci o languide carezze". La melodia, già udita nell'ultima parte dell'introduzione al terzo atto, torna in forma breve anche nelle battute finali dell'opera, nel momento in cui Tosca si getta dalle mura del castello. Il tenore è Moreno Patteri e la banda musicale Città di Quarto, il maestro Nicola Corrias, e lucevano le stelle. Lucevan le stelle e onezzava la terra stride all'uscio dell'orto e un passo sfiorava l'arena. Entrave la fragrante mi cadea fra le braccia. O dolci baci, languide carezze, mentre io fremente le belle forme di sceglie dai veri svani per sempre il sogno mio d'amore. L'ora è fuggita e mai ha disperato, e mai ha disperato. Mai tanto la vita, tanto la vita.
bellissima orchestra, davvero. Vi dico anche che vi parlo in termini di musicista. Io mi sono presentato, sono Paride Pugeddu, non sono Diana Pudno, l'avrete notato. Ho i capelli lunghi, ma ancora mantengo la mia fisicità. Parlavo in termini di musicista. Devo dire che dovete pensare, la banda è abituata ad eseguire dei brani diretti dal maestro e non accompagnare dei cantanti. Questo solitamente lo fanno le orchestre. C'è una preparazione, ne parlavamo prima con i due professionisti, col maestro Patteri e la maestra Anna Maria Fasolino, dove accompagnare dei cantanti c'è un maestro preparatore che si prepara con i cantanti 3 mesi prima, poi c'è un maestro che dirige l'orchestra, che prepara l'orchestra mesi e mesi prima. Anche loro lavorano da tanto, stanno lavorando da tanto perché stanno facendo davvero tante prove, davvero sono grandi sacrifici che fanno i ragazzi. Accompagnare poi i cantanti è difficilissimo perché loro hanno la loro interpretazione e non è facile per una banda che non fa questo solitamente come lo fanno le grandi orchestre, quindi è doppio l'applauso che dobbiamo riservare a questa grande orchestra.